Lei ha sentito nel tempo stanotte? Sì, faceva un po' di paura questa notte. Sì. Subito una bomba di acqua. Faceva brutto ieri sera. Cosa ha sentito proprio? No, ho sentito sta bomba d'acqua e basta. Ho chiuso tutte le finestre, ma non sono mica accorto che è successo qua intorno. Qua è venuto giù un luminario, non so da dove è partito, difatti sto scopando via tutti i vetri perché se lasciavo fuori la macchina era un disastro. Comunque è stato un attimo solo. Però violento, subito. Violento, ma mai visto una cosa del genere? Un tromba d'aria. Sì, ma un attimo, tanto che mio figlio abita a 300 metri e non ha fatto niente. Qua ha preso solo una striscia e basta. Sì, un po' paura. Non mi piace questo tempo. Ha saputo di 14 persone che sono state evacuate. Oggi mattina ho sentito. Dispiace. Questa notte molti fulmini, lampi, vento. Da casa di là non abbiamo visto un granché, però sì, insomma, ultimamente il tempo sta facendo danni. Paura no, ma un po' preoccupato sì, dopo l'ultimo evento un po', però sono abbastanza che fiducioso che non ricapiti a breve, speriamo. Senti, ci sono 14 persone evacuate qua. Sono uscite di casa perché hanno rovinato il tetto e non possono stare. Ma infatti, ho visto, no, i vigili del fuoco, che sono su cima qua quella sua, no, prolungabile. E ho visto che sa la guaina del tetto suo così, no, guarda cosa. Conosci le persone che abitavano lì in quella casa? Beh, le conosco così per vista. Ma sono tante, 14 persone fuori. Sì. Così. Soprattutto la famiglia lì che ha i bambini piccoli mi faceva pena, poverini. Sì. Comunque i vigili, tanto di cappello perché veramente sono persone che bisognerebbe pagarle al doppio di quelli che prendono. Sono stati bravi tutta la notte, Sì, hanno lavorato. 3 ore e mezza sono rimaste qua. Comunque bravi.